Buonasera. Buonasera. Benvenuti, bentornati all'incontro con l'editore. Questo è il terzo incontro di un ciclo che si concluderà con il quarto, che è fra 2 settimane, il 6 di maggio. Abbiamo avuto Lisa Marra per Linea Edizioni, Daniela Spagnol per Elvezia Editrice e oggi abbiamo un editore. Abbiamo Michele Toniolo di Amos Edizioni. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto, grazie di aver accolto il nostro invito. Grazie. Allora, qui ci troviamo di fronte a un editore che ha scelto una forma comunicativa molto diversa rispetto alle forme comunicative delle 2 precedenti case editrici che abbiamo conosciuto. Perché nelle mie ricerche per appunto approfondire la conoscenza, la storia della casa editrice e di Michele Toniolo, mi sono trovata a siti e a informazioni molto ricche per quanto riguarda i libri, ma molto sintetiche riguardo invece la storia della casa editrice e la vita, la storia, la biografia dell'editore. Quindi mi sono molto incuriosita, ho detto ma allora farò moltissime domande a Michele, perché appunto la mia curiosità rispetto a questi elementi, a queste informazioni non è stata soddisfatta, quindi aspettati molte domande. Spiegherò perché anche. Nell'introdurre appunto il nostro ospite, allora vi dirò quello che ho trovato, perché ci vediamo oggi per la seconda volta nel giro di qualche anno, ci siamo sentiti, ci siamo scritti, lo conosco come lavora, so che fa delle edizioni splendide, qui ne vedete alcune, sono di una fattura e di contenuti veramente pregevoli. Però appunto non abbiamo una frequentazione, quindi io posso dire che non ti conosco bene o male, insomma so quello che fai ma non so chi sei. E quindi io ho trovato questo e così ve lo riporto. Michele Toniolo vive a Mestre, dove si occupa di libri con la sua casa editrice Amos Edizioni. Questo lui ritiene di doverci far sapere, quindi probabilmente è una persona molto riservata. Però io ho indagato un pochino e ho scoperto che Michele Toniolo non è soltanto un editore, ma è anche uno scrittore. È un narratore che ha pubblicato, che io sappia, poi adesso lui mi dirà se ho omesso qualcosa, 1, 2, 3, 4, 5 libri con sempre lo stesso editore, credo, con Galahad. Edizioni, sì. Poi in realtà sono stati raccolti, sono 4 libretti piccoli che sono stati raccolti in un libro ultimo che si intitola Passaggio sul Rodano, 1 anno e mezzo fa, no, l'anno scorso, che raccoglie appunto 3 di questi libri, sono racconti, più 2 inediti, anzi 3 inediti, e resta fuori un saggio sulla letteratura che si chiama L'immaginazione, la solitudine dell'immaginazione. Beh sì, qui io lo vedo infatti, Passaggio sul Rodano, esatto, del 2021, La tentazione di Bonhoeffer, esatto, del 2018, sì, La solitudine dell'immaginazione nel 2016 e poi Alcune parole per Alice del 2011, quindi sì, con una cadenza quasi biennale, insomma dal 2011. E poi ci sono, se siete curiosi, su YouTube e Facebook dei video con delle interviste, sì, rispetto appunto ai tuoi libri in cui tu racconti come sono nati, i contenuti, le tue intenzioni. Se mi posso permettere, ho anche un piccolo sito, blog, che si intitola come il primo libretto, che è Alcune parole per Alice. Ah, ecco, e questo vedi non lo sapevo. Ogni tanto metto però delle cose. Se si cerca su Google non viene fuori. Beh, se cerchi Alcune parole per Alice.wordpress.com e adesso sto facendo un piccolo blog si intitola 30 parole per scrivere e parlo di alcune parole sulla scrittura, insomma una cosa semplice. Andrò a curiosare. Molto allora, Michele, su di te, che cosa ci racconti, la tua formazione? Chi sei? Come ti sei costruito per diventare un editore? Allora, il motivo per cui io in genere non sai niente di me, è perché ho sempre pensato che l'editore dovesse stare nascosto dietro il libro. Poi commercialmente non è una grande intuizione in realtà, perché deve anche mostrarsi. E per quello di me non si sa niente. E alla fine io ho sempre pensato che l'editore deve valere o non valere, comunque lui è le cose che pubblica, i libri che pubblica.
non è quanto si dà da fare in altre cose, anche se contano ovviamente. E quindi le cose belle e le cose brutte che fai come editore sono il tuo volto, sono la tua fisionomia, insomma. E quindi è per questo che... Quindi è una scelta ben precisa, come ho immaginato. Sì, è una scelta ben precisa, vabbè, nasce anche da timidezza e compagnia, ma insomma te la lasciamo. E niente, ho fatto il liceo classico qui in fondo. Al Franchetti? Al Franchetti. In che anni? Sono diplomato nell'81. Ma dai! Nell'81. Anch'io ho fatto il Franchetti. Sì. Mi sono diplomata nel 74. Quindi sono entrato 2 anni dopo. Sei molto più giovane. Che avevamo il quarto ginnasio, abbiamo fatta dietro la Standa, qua a Mestre, c'è un edificio, e lì abbiamo fatto la quarta ginnasio in sezione staccata. Ah sì? Ah, non lo sapevo in quegli anni là, perché c'era uno sviluppo delle classi, si vede. Sì, perché io ad esempio ero in E e non c'era prima... E chi c'era al ginnasio? Chi avevi? Io avevo la professoressa Cibin di greco, latino, storia, eccetera, che poi credo sia stata anche assessora a Milano, alla cultura. E molto amica di un nostro amico comune che è Roberto Lamantea, bravissimo poeta e anche narratore. Ciao Roberto, ti salutiamo se ci stai guardando. Niente, poi mi sono laureato in scienze politiche a Padova e avevo lavorato per una libreria qua a Mestre alcuni anni, e poi per un editore di Mestre, e poi che è Corbo e Fiore, e poi ho deciso di... Corbo e Fiore? Esatto. Che ha pubblicato il primo romanzo di Petener, mi pare, no? È Sabato, mi hai lasciato, sono bellissimo. Mi pare. Non mi ricordo. O no? Ma io la mia memoria, guarda, sono mi ricordo tanti i anni. titoli dei libri perché ce li ho davanti, se no non mi dimenticherei. Mi è capitato per la prima libreria di dimenticarmi, stavo per acquistare un libro, poi mi sono accorto che l'avevo già letto. Succede. E niente, quindi ho fatto scienze politiche, ho lavorato appunto per una libreria che mi è servito moltissimo per fare il lavoro di editore, perché il lavoro di editore consiste alla fin fine, è uno dei tanti passaggi che c'è tra chi scrive e chi legge. E di fondo l'editore è un passaggio necessario, nel senso che uno può anche autopubblicarsi oppure fare il PDF, adesso lo mette in internet. Ma quello che hanno fatto in realtà nella storia d'Italia i grandi editori era quello di far crescere un paese culturalmente e quindi socialmente, farlo attraverso gli autori più importanti, che fossero stranieri o italiani, farli venire fuori, farli conoscere. Anche perché questo eleva il gusto di un paese, eleva la capacità intellettuale e di sensibilità anche sociale. Perché poi questo è un lavoro, prima che culturale, è un lavoro sociale, perché ha a che fare con le persone. Noi li chiamiamo lettori, ma in realtà sono persone. E quindi quel lavoro mi è stato utile, il lavoro di libraio, perché sei a contatto diretto con le persone che poi ti chiedono informazioni, perché il lavoro di libraio è un lavoro importantissimo e una volta era molto più sviluppato perché c'erano più librerie indipendenti, molto importante perché è quello che fa da filtro tra ciò che esce, ciò che viene pubblicato e il lettore. Spesso questo lavoro dovrebbero farlo, una volta lo facevano anche i giornali culturali, le riviste eccetera, ma in qualunque caso c'è una marea di libri che escono e chiunque insomma è smarrito di fronte a tutto quello che esce e ha bisogno di un punto di riferimento. Certo. E questo poi è la figura del libraio, insomma, che adesso è venuto un po' meno, però una volta pensiamo a Billy, insomma, qua a Mestre, e è la figura importante, insomma. Bene, allora adesso veniamo ad Amos Edizioni e dico quello che ho trovato. Allora, che pubblica letteratura straniera, autori stranieri che tracciano una mappa personale della cultura occidentale, predilige la poesia. Quindi ci sono due filoni fondamentali, diciamo. La poesia, che ha un sito a parte, che c'è questo sito A maiuscolo 27 poesia su WordPress, che è curata da 3 poeti, di cui dirò qualche cosa, molto, molto stringatamente, poi ci parlerai tu. Quindi Sebastiano Gatto, che è uno scrittore e traduttore, Maddalena Lotter, che mi è particolarmente cara perché io l'ho conosciuta che ancora faceva il liceo e veniva ai miei corsi di scrittura creativa. Ah, davvero? Sì.
che ha pubblicato nel 2015 Verticale, un libro di poesia, per Pordenone Legge, la collana gialla, laureata in lettere ma anche diplomata in flauto traverso e poeta, quindi è una poeta o poetessa, perché ancora non so come vogliono essere chiamate le donne che scrivono poesia, quindi come preferisce lei, poeta o poetessa, e quindi musicista, letterata, di formazione classica perché si è laureata in lettere antiche, è una donna molto, molto completa, insomma, dal punto di vista intellettuale. Giovanni Turra, una laurea in lettere, insegna al liceo, Besto a Mogliano, è un poeta, un critico. Diciamo che questi sono i tre poeti che curano la parte della poesia. Poi c'è Posso permettere di interromperti? Sì, certo. Inizialmente, è giusto ricordare, ma non c'è scritto adesso, Igor De Marchi, che è un poeta molto bravo, che aveva, assieme a Sebastiano Gatto e Giovanni Turra, iniziato questa collana di poesia. Dopo lui è dovuto uscire dalla redazione ed è entrata Maddalena con molto piacere. Bene, e poi adesso finisco, poi affrontiamo i singoli punti. Cuma, una collana universitaria moderna, Amos, sono monografie, atti di convegni, manuali universitari e assicura su richiesta il servizio di peer review certificato. Allora, da dove vuoi che cominciamo? Vuoi che cominciamo dalla poesia? Che mi sembra un interesse molto forte. Cominciamo dalla poesia, però devo premettere che, vediamo un attimo, eccolo qua. Questa è la collana di poesia, posso mostrarlo? No? Sì, certo. Di poesia, questo è il penultimo libro uscito ex voto di Antonio Riccardi, è una collana che ha 15 titoli, curata appunto dalle 3 persone di cui parlava Annalisa. Prima di questa collana, credo sia da 5 anni che c'è, avevo pubblicato altre cose di poesia per conto mio in una collana che si chiama Calibano, e ho pubblicato Julio Llamasales, che è un poeta romanziere spagnolo, Canet White, Douglas Livingstone e altri poeti. Poi appunto Igor De Marchi, Giovanni Turra e Sebastiano Gatto mi hanno chiesto se volevo iniziare una collana curata da loro, io ho accettato molto volentieri e la stanno portando avanti, l'hanno portato avanti bene, peccato che Igor sia uscito. Ma stanno portando avanti molto bene e so che, lo dico perché il merito è loro, è molto apprezzata come collana di poesia in Italia. E da cosa nasce il nome A27? Da A27 nasce perché io ho pubblicato, mi sono dimenticato, il primo numero della collana Calibano era un'antologia di 5 poesie di 3 poeti che appunto erano Sebastiano Gatto, Igor De Marchi e Giovanni Turra. E nella prefazione Gianmario Villalta li aveva chiamati poeti dell'A27 perché erano tra Mogliano e Vittorio Veneto. Ah, quindi l'autostrada? Esatto, e quindi l'autostrada. E quindi allora si è pensato poi di chiamare in questo modo A27 Poesia la collana. Interessante, vedi, non lo sapevo. Molto interessante. Allora, la poesia è un territorio che io definisco sempre minato, no? Nel senso che tutti scrivono poesia, bisogna essere molto attenti, conoscerla molto bene, affondare veramente le mani in pasta del fare poesia, no? Come vi orientate nella scelta di che cosa pubblicare? Perché immagino che molti vi chiedano di pubblicare e quindi dovete selezionare molto, penso, no? Guarda, da quando c'è questa collana io sono più libero perché ho delegato tutto a loro, la collana è loro, decidono loro che cosa pubblicare, quindi sono redattori e scelgono loro i testi. Quindi selezionano secondo il loro gusto, ma anche un libro può anche essere avanti, prendere una strada diversa, il loro gusto non è semplicemente se ci piace lo pubblichiamo. Se è un libro di poesia interessante, comunque che ti sembra interessante perché magari cerca qualcosa, una strada nuova, una strada diversa, allora io so che loro sono interessati anche a questo tipo di poesia. Di ricerca. E di ricerca. E hanno pubblicato anche poeti che sono o il primo libro oppure il secondo. Quindi anche esordienti. Anche esordienti, esatto. Giovani, anche giovani, no? E anche giovani, ad esempio i nomi, aspetti che adesso lo leggo perché poi il primo è stato Pusterla,
poeta svizzero di lingua italiana Fabio Pustella, il secondo è stato Giulia Rusconi, che quindi, La Giulia Rusconi, certo, esatto. conosco. Poi saltiamo Franca Mancinelli, Leggiamo solo le donne, Laura Pugno, Valentina Poeti Muzzi, e poi c'è anche Gian Mario Villalta, c'è stato Antonio Riccardi, eccetera, e vari autori. Beh, sono bei nomi, bellissimi nomi, No, insomma, infatti, sono molto bravi, poeti sono affermati, molto bravi. Laura Pugno, poi insomma... Esatto, poi comunque sono molto bravi a scegliere i testi e fanno un bel lavoro di editing, perché a volte il poeta che arriva e che viene anche scelto gradisce che ci sia dall'altra parte un redattore che è poeta di suo, che quindi non è estraneo alla materia, e che fa loro un lavoro di editing, che significa che non è che gli correggano il verso, però dicono magari il libro, siccome noi facciamo placchettine, quindi libri piccoli, una parte si può pubblicare, una parte no perché è troppo lungo il libro, ma anche in quella parte alcune poesie magari vengono lasciate da perdere perché impoverirebbero un po' il libro, e quindi si fa un lavoro di struttura complessiva Beh, molto interessante, molto utile, sono- anche e soprattutto per un esordiente, immagino, di avere qualcuno a fianco, non solo che ti consiglia, ma che ti dà anche degli strumenti per Esattamente. vedere il tuo lavoro e anche selezionare, cioè fare un libro, cioè Esatto. non una raccolta di poesie Bravissimo, a caso, bravissimo, ma un bravissimo. libro che abbia un suo senso, un filo anche una narrazione. Perché Esatto. la poesia non è detto che non possa narrare qualcosa, Anzi, no? qualunque parola, qualunque frase mettiamo su, prima o poi narra qualcosa. Certo, insomma. Quindi- certo. No, esatto, è proprio l'idea di fare un libro, che non è semplicemente ho 10 poesie o 20 poesie e le mettiamo assieme, significa trovare che ci sia un filo un anche, percorso, no? esatto, Certo. anche un percorso di linguaggio stesso, insomma, non solo di idee o di O di narrazione, contenuto. o di contenuto, insomma. Certo. In questo senso sono molto bravi, sono molto bravi. Bene, molto interessante. Veniamo invece adesso alla narrativa, no? Allora, tu hai portato molti libri, alcuni qui me li hai donati, sono molto grata di questo dono preziosissimo, oggi me ne vado a casa più ricca stasera. Allora, partendo dai cognomi, dai nomi degli autori che ho qui, José Jiménez Lozano, Julio Llamazares, Kenneth White, sono due, Daniel Goebel, o Gebel e Jean-Philippe Toussaint. Allora, tutti stranieri, no? Appunto, letteratura straniera, che diciamo è un impegno in più rispetto a pubblicare autori italiani, perché c'è anche la questione, primo, della traduzione, secondo anche dei diritti, no? Esattamente. E quindi non è facile, semplice, non solo selezionare, ma poi ci sono le fiere, no? Probabilmente tu andrai a Francoforte, andrai alle fiere, o no? No, Cioè segui, diciamo... Ci sono andato, ma da visitatore a Francoforte, non come... Oppure a Basilea, non so, fanno le fiere. Ma ecco, quindi ti sei infilato in una storia complessa, diciamo, rispetto a altre possibilità più semplici. Quindi hai una tua idea, no? di come essere editore, che si riflette anche su queste scelte, secondo me, molto interessanti, perché sono autori che non sono forse così noti nel grande pubblico, poi tu come dire, li proponi e quindi diventano famosi, diventano noti, però sono delle scelte molto particolari, o no? Sì. O è una mia impressione? No, sono scelte particolari. Vi racconto un aneddoto. Sì. Il primo straniero che ho pubblicato è stato Julio Llamazares, lo scrittore spagnolo, ma non quel libro. Un libro di lui... Questo? Non sì, questo autore, insomma, ma sì, non ok. questo libro. Lui era pubblicato prima di scrivere dei romanzi, tra cui un capolavoro della letteratura spagnola che è La pioggia gialla, che a suo tempo aveva pubblicato Einaudi, poi Passiglia, adesso l'ha pubblicato Il saggiatore, è un bellissimo libro, e ha pubblicato delle poesie che avevano in nuce tutta la sua prosa successiva. Uno di questi libri di poesia si intitola Memoria della neve, e ho pubblicato. L'idea era nata in Val Veneggia, che è in Trentino, da Sebastiano Gatto. Eravamo con Giovanni Turra, abbiamo mangiato, davanti all'amaro Sebastiano mi fa la proposta di tradurre le poesie di Julio Llamazares. E allora siamo andati a Madrid anche a conoscere Llamazares, che ha avuto un piacere enorme di vedersi due... Dove siete andati? A Madrid a conoscere Llamazares. E lì poi è iniziata una sorta di amicizia con Llamazares, l'abbiamo portato 2 volte in Italia. E lui si è rivelato una persona gentilissima, generosissima, simpatica, e questo, che non è capitato solo con Llamazares, ma anche con Kenneth White
e con altri, e con Jean-Philippe Toussaint, che me l'ha fatto conoscere Roberto Ferrucci, è un lato molto bello di questo lavoro, nel senso che di solito lo si tralascia, però è il lato umano, il fatto di poter conoscere persone che in fin dei conti tu consideri molto, e sono molto più importanti di te e molto più brave di te, però capisci che sono poi persone normalissime e che ti trattano e si fanno trattare normalmente. La prima cosa che mi ha detto Liam Azares quando è venuto in Italia è stato: Michele, sono una persona normale, trattami da persona normale. E quindi poi il lato umano, quindi una sorta di amicizia anche alla lontana che si può costruire, è una cosa molto, molto bella di questo. Gratificante, immagino. Esatto. E quindi quello è stato il primo. E poi ho ripubblicato poi una volta a Ivrea, lui mi ha detto davanti alla stazione: Michele, ti do tutte le mie poesie, non voglio una lira, ti do tutte le mie poesie, fanne quello che vuoi, per l'Italia ovviamente. L'abbiamo pubblicato, poesie complete, che sono 2 libri di poesie più un terzo, che poi lui ha abortito perché ha iniziato a scrivere poesia, più altre poesie che lui chiama poesie postume, perché le ha scritte quando ormai era un romanziere e non scriveva più poesie. Postume in vita. Sì, infatti quando è venuto in Italia abbiamo fatto una presentazione a Treviso e lui ha detto: io sono un poeta postumo, in realtà. Insomma. Perché ha deciso di non scrivere più poesia? Si ne scrive molto raramente, insomma, molto raramente. Ormai si è lanciato nella prosa, ma è un bravissimo narratore. Interessante. Poi, di cosa... Quindi, allora, tu hai mostrato Il funerale di Genarin, che è un libro sempre di Julio Liam Azares. Facciamo una carrellata di autori? Sì, sei libero di illustrare tutto quello che ritieni utile, insomma, che ti va di farci conoscere. Il funerale di Genarin di Julio Liam Azares è un libro simpaticissimo. È la storia vera di una persona che è stata investita il venerdì santo dal primo camion dell'immondizia comprato dal comune di León in Spagna. Si genera nel corso degli anni una commemorazione. Questa persona era un alcolizzato, andava prostituta. Ma quindi è una storia vera? Sì. E quindi lui ha questa commemorazione, però si scontrava con l'altra commemorazione, quella importante, che è la Via Crucis. Solo che siccome in questa commemorazione si facevano le stesse cose che faceva lui, si mangiava, si beveva, eccetera, questa commemorazione ha cominciato ad avere molta più gente che la frequentava della Via Crucis. È sorta una sorta, era più divertente, insomma. È nata una sorta di scontro. Ed ci sono anche versi che sono le poesie che venivano scritte e raccontate poi, insomma, durante la commemorazione. Poi il secondo poeta che ho pubblicato era Kenneth White, con un libro che si intitola Lungo la costa, un bellissimo poema. Qua ce ne sono 2. E qui invece ho portato appunto 2 libri che sono 2 libri di viaggio. Lui è uno scrittore anche candidato al Nobel più volte, vive in Francia, anche se è scozzese, ha insegnato per 15 anni alla Sorbona. Sono 2 libri di viaggio, uno in Canada e uno in Giappone, scritti negli anni 80. Il viaggio in Canada è stato il libro che ha vinto il premio più importante per il libro straniero in Francia. È nato in Scozia. E lui è nato in Scozia. E lui scrive molto bene, è un poeta bravissimo, ma scrive bene anche in prosa, perché gli basta poco per riuscire a dare un'immagine, a raccontare un dialogo anche, e non si perde assolutamente, ha una capacità molto accentuata della lingua e quindi della sintesi anche. Poi, allora, qui c'è questo, il coccodrillo, e devi passarmi questo perché questo me lo sono dimenticato. I quaderni di Rembrandt. Questi sono i quaderni di Rembrandt, lui è Jiménez Lozano, che è un poeta spagnolo, uno scrittore spagnolo che è morto a 90 anni poco tempo fa. Io l'ho conosciuto grazie a un amico comune, non so se tu lo conosca, è José González Sáenz. No, non lo conosco. Lui è uno scrittore spagnolo bravissimo che insegnava lingua spagnola qui a Ca' Foscari, e è una carissima persona, me l'aveva proposto. E questo libro è in sostanza sono i taccuini che lui ha scritto, mi pare, tra il 2005 e il 2009, quindi taccuini di lavoro, impressioni di letture,
passeggiate che faceva, eccetera, però ne viene fuori un ritratto della decadenza un po' morale dell'Europa di quel periodo, ma che comunque insomma non è che ce la siamo dimenticate quella decadenza, forse l'abbiamo accentuata. E quindi non è un romanzo, però è un libro molto scritto benissimo, ma un libro molto molto interessante. Lui aveva vinto il premio Cervantes, non con questo libro, con la sua opera completa, che è il premio in sostanza il Nobel per gli scrittori di lingua spagnola, compreso il Sud America. Poi, per sua sfortuna, io sono l'unico editore italiano di Vladimir Cantor. Vladimir Cantor è... sì, chiedo scusa. Questi sono 2 libri di prosa. Questo è Morte di un pensionato, è un racconto sull'ultimo giorno di vita di un ex professore universitario abbandonato dalla famiglia, abbandonato dalla società, abbandonato da tutti, però alla fine c'è una sorta di ricongiungimento con la moglie che era defunta. Questo invece, Il coccodrillo, è un altro romanzo, è un romanzo in realtà molto simpatico, lui ha scritto in 3 settimane nella Dacia fuori Mosca sua, è la storia di un alcolizzato, intellettuale alcolizzato che appartiene a una che fa parte di una rivista e che un po' riepiloga un po' tutta la sua vita. E di lui in realtà io sono l'unico editore, per sua sfortuna ripeto, italiano. Lui è considerato uno dei più importanti filosofi al mondo. Di lui ho pubblicato 2 libri di filosofia, 2 saggi, che qui non ho purtroppo, e che si intitolano uno Dostoevskij, Nietzsche, la crisi del cristianesimo in Europa, in cui racconta come Dostoevskij e Nietzsche avessero anticipatamente compreso e annunciato la decadenza non solo del cristianesimo, ma la decadenza morale dell'Europa, del mondo occidentale, e un mese fa Dostoevskij in dialogo con l'Occidente, che è un percorso che lui fa partendo da Dante, attraversa per Goriot di Balzac, analizza l'opera di Dostoevskij, mette dentro Freud, il cristianesimo e altro, ed è un bellissimo saggio in cui racconta anche Pietroburgo, la città, che è la città che più si sporgeva verso, si tendeva verso l'Occidente. Quindi, secondo lui, la Russia non è chiusa in se stessa, ma la parte forte della Russia, almeno la parte di Dostoevskij, è quella che si muove verso l'Occidente, che vuole dialogare con l'Occidente, non... San Pietroburgo è una città europea. Esattamente. Perché è costruita tra l'altro da architetti italiani e francesi, quindi se passeggi per le strade di San Pietroburgo, io ci sono stata quando si chiamava ancora Leningrado, nell'82, ma ti senti a casa, certo. Cioè è molto diverso che passeggiare a Mosca, voglio dire, proprio senti un'aria diversa. Però questo è un tema così doloroso, guarda, parlare adesso. No, figurati, no, è importante invece parlarne perché abbiamo radici comuni, questa cosa è straziante quello che sta succedendo, veramente straziante, certo. Quello che è successo con il famoso corso che doveva tenere su Dostoevskij, aiutami adesso. Sì, Paolo Nori, esatto. Dovremmo fare anche noi Sì, anche insomma queste cose sono veramente, io ti dico non riesco a dire nulla, su questo non riesco a dire nulla. Ci sono i social che imperversano su questo argomento, tutti sembrano capire tutto e sapere tutto, io mi rendo conto che non capisco nulla. No, il problema non cerco di leggere, di informarmi, però è una cosa che mi distrugge. E vabbè, cambiamo discorso, va là. Cambiamo discorso. La cosa per avere un'idea chiara. Sì, no, infatti, è inutile stare a sproloquiare perché ma insomma, va bene. Allora, una cosa volevo dirti, allora sul tuo sito ho visto che tu hai la distribuzione in tutta Italia, ci sono molti distributori che coprono tutte le regioni italiane, poi dici anche che accogli in lettura soltanto 2 tipologie di testi, quindi testi poetici e testi saggistici. Questo vuol dire che per quanto riguarda la narrativa invece non accogli proposte, ma appunto scegli tu nel panorama internazionale, se è quello che ho ben capito. Sì, non accolgo autori italiani, quelli stranieri ovviamente se sono gli autori italiani no, perché? Perché ho preferito a un certo punto... Ho diminuito il numero di libri di letteratura straniera, però ho preferito muovermi in quella direzione. È una tua scelta, insomma, personale? Sì, è una scelta in questo senso. Poi, ad esempio, 2 libri di 2 argentini che sono questi, questo qui è Daniel Gebel ed è... Sì, l'uomo che inventava le città. È la storia di un
di uno a cui Peron ha chiesto di immaginare, di costruire la città utopica peronista, e lui perde tutta la sua vita in questa realizzazione impossibile. Questo invece Noé Trick, che è il più grande critico letterario che ci sia in Argentina, ma questo è un suo romanzo autobiografico ambientato negli anni 30, è molto interessante anche come panorama di quel mondo. E questi due ad esempio me li ha proposti uno scrittore molto bravo che ho pubblicato e che si chiama Marino Magliani, di cui ho pubblicato questo romanzo che è Soggiorno a Zweig, che è un bellissimo, secondo me, poi ovvio un editore deve per forza parlare bene di tutto, però non chiedere all'oste se il vino è buono. Appunto, però lui ha pubblicato questo romanzo, un libro di racconti e un libro di poesie. Questo romanzo è molto particolare, un po' valseriano, cioè che ricorda un po' Robert Walser, se vogliamo. Sono delle passeggiate che lui fa a Zweig, che è un quartiere di IJmuiden, lui vive in Olanda, e c'è anche una storia d'amore tra Leon Arrante e una donna che abita in una casa e sta al di là della finestra, e nulla di più. L'idea è nata al Salone di Torino quando lui mi aveva proposto, doveva fare questo libro con Pardini, che è uno scrittore toscano, e poi in realtà Pardini non poteva, e lui dovevano fare, uno faceva gli esterni, l'altro faceva gli interni, perché in Olanda non ci sono mai le tende. E questa è una cosa meravigliosa. Si può vedere dentro, è come queste bellissime vetrate, no? Si può vedere dentro. Posso dire una cosa? Quando sono stata in Olanda, non soltanto non hanno le tende e le finestre, ma sul, diciamo, il balcone interno, no? La parte interna della finestra, soprattutto nel piano terra, mettono degli oggetti come in mostra, no? Per cui io, che sono curiosa di mio, perché sono una scimmia, mi rendevo conto che mi fermavo a guardare dentro le case, magari c'era anche la persona che stava facendo i fatti suoi, e mio marito mi trascinava via, mi diceva: Annalisa, basta, smettila, non ti rendi conto che sei invadente? Io dicevo: sì, è vero, però è anche vero che se non metti le tende uno è invitato a guardare, se poi metti anche dei bebè, delle sculture, dei fiori, uno guarda, è come un invito, no? A dire: guarda, sono qui. A parte le vetrine delle quartiere a luci rosse, che anche quelle vivono a fianco della finestra della signora che lavora a maglia, no? Sì, e questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Comunque, una domanda ti faccio, senza nessuna polemica, credimi, ma ti chiedo questo. Vedo molti scrittori e poche scrittrici. Allora, ecco, scusa se lo dico, ma è un mio punto fisso, proprio anche nel parterre delle conferenze, sì, vabbè, una. Diciamo che la proporzione è un po' a svantaggio delle donne che scrivono. Lo sai che non so il perché. Perché? Non lo so. Ma perché non le leggi o perché non ti piacciono? Le leggo le donne. Le leggi, però non le pubblichi. Non so il perché, però mi abbia nominata, allora. Sì, no, però secondo me dovresti indagare questa cosa. Prima, comunque abbiamo le donne qui dentro, ma questo non è merito mio, è merito dei poeti, che era chi cura la collana. Questa invece è Jeanette Winterson, che è scrittrice inglese molto brava, pubblicata da Mondadori e compagnia. Questo è un discorso che lei aveva tenuto alla cattedrale di Manchester sulle tentazioni di Gesù. Quindi c'è il testo inglese e italiano, la traduzione in italiano, e penso che di mio sia l'unica donna che abbia pubblicato, questo è vero. Ecco, io te lo dico perché con Bruna Graziani, che è direttrice artistica di Carta Carbone, il festival dell'autobiografia di Treviso, io sono nel comitato scientifico, fin dal primo anno, ormai sono già 8, ci siamo fatte proprio un punto d'onore di cercare, non per pari opportunità nel senso proprio più becero di quote rosa, assolutamente, perché io sono contraria alle quote rosa, però di cercare, perché le eccellenze ci sono, le competenze ci sono, quindi di cercare sia tra le autrici invitate che anche tra le relatrici e i relatori e gli autori una sorta di bilanciamento, in modo tale da avere un panorama il più completo possibile di quello che noi volevamo proporre, no, al nostro pubblico. E allora ci siamo date anche questo compito ingrato di bacchettare delle volte, no? Anche i panel dei convegni, quando vedi che ci sono 10 relatori, molto spesso sono tutti e 10 uomini, alle volte sono 9, 1, 8 e 2, insomma.
No, e allora uno si chiede, ma è possibile che su questo argomento non ci siano donne che ne sanno qualcosa? No, assolutamente. Allora te lo dico per quello, sai, con simpatia, non prenderla come una critica. No, beh, è verissimo, cioè, è un dato di fatto. Cioè, io leggo le donne, insomma, pensi a questa Wolf, alla Bachmann, a Morante e compagnia, insomma, certo. alla Romano, eccetera. Però questo è un libro... Ah, no, aspetta, questa è la collana Kuma, ma qua stiamo saltando, non so il tuo... Sì, dobbiamo parlare anche di Fabio, l'abbiamo citata, poi ne parli, certo. No, dimmi tu. No, ne parliamo dopo. Ma possiamo anche concludere questo argomento perché che qui però 2 donne la tua missione mi soddisfa, insomma. Di 2 su 6 sono donne. Perfetto. Non è la gran percentuale, però vabbè, è sempre meglio di comunque... corretto, sto guadagnando. Sì, benissimo. Allora parliamo di Kuma. Sì, allora Kuma nasce non da un'idea mia, ma nasce da, non so cosa sia nato da idee mie, qua tutto da idee di altri. Nasce da Alessandro Scarsella, sì, professore Ca' Foscari, grande ex collega della Biblioteca Marciana, eravamo insieme. Grande tifoso della Roma. Sì. Romanaccio, esatto. E Giovanni Turra, che è in redazione con lui. Questa nasce come una rivista di studi universitari, accademici, ma non solo. Il primo titolo è Continenti stati d'animo di Giovanni Turra, in cui era una rielaborazione della sua tesi di dottorato, in cui raccontava saggisticamente, e molto bene perché Giovanni scrive molto bene, la rivista Omnibus di Longanesi. Quindi si ha un panorama letterario ma anche storico del periodo del fascismo, con grandi scrittori che collaboravano da Savinio a Montanelli a Malaparte, eccetera, dal Corrado Alvaro e compagnia, tutte le varie corrispondenze che facevano in giro per il mondo. Poi abbiamo pubblicato vari libri, vediamo qui, Marco Fazzini che insegna a Ca' Foscari, un bellissimo libro di saggi in inglese sulla poesia scozzese, sulla poesia di lingua inglese, soprattutto post-coloniale, perché lo insegna quel tipo. Poi Arnaldo Colasanti che ha fatto un saggio molto bello, complesso, sulla poesia di Giancarlo Pontigia. Adesso ho pubblicato delle interviste di Giancarlo Pontigia, che sono i più importanti poeti italiani, sono interviste dal 2015 al 2020, che lei mi ha donato, e poi vari libri, non possiamo leggerli tutti perché insomma non è, questo però è Luce e Ombra, leggere Daniele Del Giudice. Del Giudice. Poi arriviamo anche a quello, al premio, sì. Esatto, allora però stiamo fermi qua e parliamo dopo del premio. Sì, volentieri. Ci agganciamo dopo. Sì. No, infatti ci stavo appunto arrivando perché nel gennaio del 2020 Amos Edizioni ha appunto creato questa realtà, il premio internazionale Amos per la cultura, che ha assegnato come primo vincitore Daniele Del Giudice, che purtroppo ci ha lasciato il 2 settembre dell'anno scorso. E poi tra l'altro era in piena pandemia, quindi avete dovuto anche rimandare la premiazione. Infatti noi avevamo fatto, il convegno era il 20 marzo e non siamo riusciti a realizzarlo. Quindi non c'è stata la consegna effettiva. Sì, poi che comunque purtroppo comunque lui non avrebbe potuto ritirarlo comunque per le sue... certo. E comunque è stato assegnato il premio a lui come prima edizione. È un'idea che io avevo da molto tempo, di fare un premio letterario, se possibile internazionale, intanto lo diamo agli italiani, e come prima edizione darlo a Daniele Del Giudice, perché i debiti si pagano. Quindi da lettore del giudice qualcosa gli devi restituire, non semplicemente come lettore, se puoi, se hai la possibilità di farlo, lo fai in un altro modo. E quindi in questo libro sono stati raccolti alcuni di quelli che dovevano essere gli interventi. Ma poi l'avete fatta la premiazione quest'anno? No, perché poi non abbiamo più potuto fare niente perché... la moglie a cui appunto avremmo comunque consegnato il premio, in realtà poi adesso negli Emirati Arabi per lavoro, perché è direttrice... Perché si è trasferita, no? All'estero? È direttrice dell'Istituto di Cultura degli Emirati Arabi e quindi... non c'è, insomma... E quindi non c'è questa possibilità, insomma, siamo d'accordo che quando verrà, quando avrà un attimo di possibilità, lo farete. Ci sarà, e quindi ci sarà una presentazione, perché in quell'occasione io ho fatto
però non è in commercio, si intitola Parole, sono 3 testi inediti, mai pubblicati appunto da Daniele Del Giudice, di Daniele Del Giudice, con delle opere, la riproduzione di opere di Luigi Gardenal. Che è un pittore, artista mestrino. È un artista, esatto, è un artista sì. mestrino veramente molto bravo. Sì. E abbiamo fatto questo librettino, che però come prima edizione non ho messo in vendita, ho fatto solo in 200 copie numerate, e fuori commercio, in cui ci sono questi 3 testi che Del Giudice aveva scritto per la radio, e illuminanti, ce n'è uno su Totò che è straordinario. Dai. E appunto poi, questo è il premio, accanto al premio, cioè io sono riuscito a realizzare il premio, quando poi parlando con Alessandro Scarsella abbiamo capito che potevamo fare anche un convegno assieme al premio, e allora il premio si è realizzato, prima di mio non riuscivo a farlo, e quindi grazie ad Alessandro siamo riusciti a fare il premio, e quindi fare anche il convegno non l'abbiamo fatto, comunque abbiamo raccolto gli atti in sostanza, anche se non sono tutti, quindi una parte del vostro fatto, c'è Gianfranco Bettin, c'è Massimo Donà, ci sono Cristina Benussi, eccetera, e altri studiosi dell'opera, c'è Claudio Magris, gli studi dell'opera Del Giudice. Ma di questo premio pensate di fare altre edizioni? Avete già un'idea o non si può rivelare? No, il problema è ogni 2 anni l'idea, poi con la pandemia ci siamo rallentati. Adesso stiamo lavorando alla seconda edizione. Quindi 2020 sarà nel 23? Sarà l'anno prossimo? Nel 23, e ciò non toglie che facciamo le 24, recuperiamo. Però non si può dire a chi avete pensato. Non sappiamo ancora. Non avete ancora deciso? Abbiamo una rosa però adesso ci stiamo ragionando, stiamo studiando un po'. Non è un premio legato esclusivamente agli scrittori, ma a uomini di cultura, quindi può essere uno storico, può essere un filosofo, può essere... Una storica, una filosofa? Sì, esattamente, anche. Scherzo, ma dopo, perché adesso... Una scienziata? Esatto, può essere. Scherzo. No, assolutamente, cioè non è mica, io parlo al maschile. Lo dirò ad Alessandro, gli dirò: Alessandro, spremi le meningi. E poi, oppure può essere un regista, una regista, certo. E quindi speriamo di portarla avanti questa idea, insomma è comunque fatta anche... Bello, una bella cosa. Sì, una bella... Perché sennò non... Una gran bella idea. Allora Michele, senti, guarda, io avrei concluso i temi che volevo sviluppare con te, le domande, però lo dico sempre agli ospiti, se c'è qualcosa che non abbiamo affrontato, che non abbiamo toccato, qualcosa che ti premeva dire, non voglio usare la formula televisiva, fatti una domanda e date una risposta, però più o meno segnalami qualcosa che magari mi è sfuggito. Ecco. E segnalo una cosa che è sfuggita a me. Sì. Cioè questo libro si intitola Stanza da bagno. Ah sì, eccolo qua. Di Jean-Philippe Toussaint, scrittore belga, di lingua francese, è considerato uno dei più importanti scrittori di lingua francese. Traduzione di Roberto Ferrucci, vedo. Esatto, questo libro è una seconda traduzione, perché il libro è stato pubblicato in Italia da Guanda 30 anni fa. È un libro che ha avuto un successo internazionale. Poi però ha pubblicato altre cose in Italia, poi però è scomparso dal mercato italiano. Io di lui avevo pubblicato in un'unica, in realtà credo che sia ancora l'unica edizione mondiale, un libro bellissimo, perché l'ha fatto lui, Mes Bureaux, erano i luoghi, cioè le scrivanie dove lui in mezzo mondo aveva scritto i suoi romanzi. Poteva essere Giappone, poteva essere casa sua ad Anversa, Roma, un po' in tutto il mondo, Berlino, eccetera. Quindi c'erano foto sue, disegni suoi, poi lui è anche regista, e testi suoi sulla scrittura letteraria. Adesso è esaurito, stiamo pensando di riproporre. Di fare un'altra edizione, esatto, una ristampa? Esatto, una ristampa, insomma, di fare, o forse una nuova edizione, insomma, adesso vedremo, insomma. E vediamo cosa mi sono dimenticato di dire. No, non ho domande da farmi. Bene, è stato molto interessante, veramente una bella conversazione, io ti ringrazio molto. Grazie a voi. Stai facendo un bel lavoro, tra l'altro bisogna dire anche questo, che diciamo, la veste editoriale è molto curata, la carta è bellissima, le copertine anche molto curate, il formato, li dicevo prima fuori onda, mi piace moltissimo questo formato piccolino che sta molto bene in mano, lo maneggi con grande facilità e che appunto assomiglia un po', mi diceva, ai libri della Sellerio. La carta è anche molto morbida,
al tatto è piacevolissima, quindi sono delle edizioni anche pregiate dal punto di vista estetico e editoriale, insomma, complimenti, veramente delle belle edizioni. Anche due. Siccome mi piace lavorare con gli amici, che poi sono persone con cui insomma sono cresciuto negli anni, le copertine di questa collana di cui tu parlavi con Kenneth White, iniziato con Sebastiano Gatto, col coccodrillo eccetera, le copertine, cioè il disegno, comunque tutta la struttura della copertina, la fa Lorenzo De Nobili, che fa anche fotografo e vive in Germania ed è un carissimo amico comunque di Mestre. Lui è di Mestre, noto a Mestre, eccetera. Lorenzo, eccolo qua, sì. E quindi tutte le foto delle copertine sono sue. Non solo, ma anche la scelta del colore, eccetera. Quindi si legge il libro, ovviamente, poi cerca di dare una lettura del libro attraverso la foto. È molto riconoscibile proprio questa striscia bassa, il colore. Sì, mi hanno detto che sono vecchia, colori, che non è per nulla colori moderna, tutti comunque a me piace. Sbaglio? Ah no, perché c'è uno rosso. Sì, io sono interista, quindi evito il rosso se posso. Però la maggior parte sono toni del blu, dell'azzurro, del celeste. Sì. È che dipende spesso dalla foto. Petrolio che si deve abbinare, certo. Ma sono bellissime, veramente molto belle. Grazie. Sì, diciamo che Sellerio ha il quadrato e tu hai scelto il rettangolo, la striscia. Esatto, a me hanno detto che in realtà è una cosa vecchia, che non è per nulla nuova, però a me piace, quindi non si cambia. Sono molto belle, molto eleganti. Dicevi una cosa che condivido, il discorso della riconoscibilità. Se si va alla fiera di Torino, ad esempio, lo stand in assoluto più bello, quello secondo me, è quello di Sellerio. Sì. Tu arrivi, hai tutto il blu di questa terra, tutti gli scaffali sono pieni di tutti i libri che sono soprattutto blu, c'è qualche altro colore ma sono soprattutto blu, è un colpo d'occhio favoloso. Sì. Poi la carta, lo riconosci immediatamente, esatto. Sellerio, e tu sai che è lì, tu vai in libreria, riconosci Adelphi, anche il formato, no? Perché anche il formato, perché più o meno è sempre quello. E la riconoscibilità è fondamentale. Io ho iniziato con il bianco, poi un po' l'ho ripreso, poi ho cominciato a fare questa colorata perché mi accorgevo che il bianco un po' stancava. Anche perché sai cosa? Beh, qui sembrano tutti uguali se tu li guardi. Qui c'è un'immagine della vasca da bagno, no? Però effettivamente senza una foto l'occhio non è che viene catturato immediatamente, questo si può essere un limite, perché effettivamente la copertina vale tanto in un libro, vale tanto, infatti, inutile. Però d'altro lato dicevo, se uno è bianco, io non sono un grafico, quindi non posso fare copertine, lo faccio bianco copiando dei Naudi, d'Arco del Libro e compagnia, perché poi uno insomma copia dagli altri, c'è poco da fare, e ho detto, se uno vuole sapere com'è il libro deve prenderlo in mano e ci dà un'occhiata, insomma. Questo era lo scopo, poi per fortuna si cambiano le idee, si cambia nel tempo. Bene Michele, grazie, una bella chiacchierata, veramente molto interessante. E noi ci salutiamo e ci vediamo il 6 di maggio, sempre a quest'ora, sempre qui dai fratelli Trevisan di Abitare 3 che ci ospitano in questo luogo molto accogliente, molto caldo, anche in una giornata grigia come questa. E ci vediamo con Cleup, editore di Padova. Arrivederci e buona serata. Buona serata, grazie.